Maurizio Pagnolato, giornalaio, da sempre. Da sempre e come sta andando ultimamente? Ma sta andando che siamo in calo chiaramente, i dati sono quelli che sono e si vedono, si leggono chiaramente. Siamo passati dai 6 milioni di quotidiani al giorno in Italia ai 2 milioni adesso, quindi anzi meno, 1,5 milioni, quindi il crollo è verticale. Si riesce a salvarci con tutte le altre cose che abbiamo, investendo sulla qualità e sulla quantità. Senta, stanno chiudendo sempre più edicole, a lei spaventa questa cosa? Spaventa per il semplice motivo che anche edicole che lavorano, che possono mantenere una famiglia, stanno chiudendo perché non c'è ricambio. Se uno va in pensione, come me che sono anziano, devo andare in pensione, non c'è ricambio. Una famiglia può vivere, però non c'è la volontà di nessuno di rientrare, di mettersi in gioco, ma è un discorso per tutti i piccoli negozi di quartiere, di vicinato che stiamo vedendo. Stanno chiudendo perché non c'è ricambio, non c'è nessuno che vuole prendere in mano i mestieri, i lavori, le attività. Siamo comunque punti di riferimento del quartiere, della società e la gente, quello non mi fa paura che non leggono più perché la gente, i giovani, sono abituati a guardare la fake news, dico fake perché la maggior parte sono scritte così, leggono due o tre filetti e sanno già tutto, sono già informati secondo loro, invece non è così.